L'Assemblea regionale siciliana ha respinto ieri sera la mozione di sfiducia al Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, con 41 voti contrari e 26 a favore. La votazione è giunta dopo quasi 5 ore di dibattito in aula, al termine del quale Schifani è intervenuto per una replica. Il Presidente ha tracciato un bilancio di 3 anni di attività del suo governo, illustrando i risultati conseguiti a partire dal risanamento dei conti pubblici, dai progressi in campo economico e occupazionale, dagli interventi infrastrutturali nei trasporti, nello smaltimento dei rifiuti e nel settore idrico, fino ai miglioramenti nella sanità, nelle politiche sociali e ambientali e nel turismo. Nel suo intervento Schifani ha evidenziato tra l'altro l'ulteriore miglioramento del giudizio di Moody's, che ha portato il rating della regione siciliana da speculativo a stabile, e gli interventi in favore del sistema delle imprese. Schifani in aula ha inoltre ricordato che nel 2022 aveva auspicato, così come poi è avvenuto anche grazie al suo impegno parlamentare, che la misura del carcere duro diventasse permanente e che venisse introdotto il sequestro per equivalente dei patrimoni mafiosi. Ha rivendicato le scelte del governo in difesa della legalità, per la prevenzione dei rischi di infiltrazioni mafiose negli appalti della regione. Il governo ha affidato i principali bandi a Invitalia e tutti i più importanti appalti sono stati sottoposti alla valutazione dell'ANAC, tra questi quello per i termovalorizzatori e per il polo pediatrico di Palermo. La maggioranza, ha detto Schifani, che ha dato prova oggi di grandissima compattezza. Un dibattito acceso nel quale ho ascoltato tutti. Quello che ho riscontrato è stata l'assenza di una controproposta da parte dell'opposizione. Noi andiamo avanti con il nostro programma, ha aggiunto Schifani. Non ho mai avuto dubbi sull'esito di questa votazione, anche perché siamo dalla parte del giusto, abbiamo il diritto e il dovere di governare, ce l'hanno chiesto i siciliani, ci hanno investito di questo ruolo e dobbiamo portarlo avanti. Prova oggi di grandissima compattezza, un dibattito molto acceso da parte dell'opposizione, era mio dovere ascoltare, tranne qualche piccola pausa tecnica e non politica, ci terrei a chiarirlo, infatti mi sono scusato pure l'onorevole Lavardera, ho ascoltato tutti. Quello che ho riscontrato è l'assenza di una controproposta. Hanno soltanto contestato tutto, anche l'inverosimile, ma non c'è la controproposta. Noi andiamo avanti sul nostro programma, sono molto rincuorato, non ho mai avuto dubbio sull'esito di questa votazione, anche perché siamo dalla parte del giusto, abbiamo il diritto-dovere di governare, ce l'hanno chiesto i siciliani, ci hanno investito di questo ruolo e dobbiamo portarlo avanti.